Si è svolta oggi all'interno dello scenario dei Colli Euganei la terza edizione della gara di regolarità turistica Colli e Terme, organizzata da Fava Autostoriche e patrocinata dai comuni di Montegrotto e Torreglia e dal Registro Italiano Veicoli Storici e aperta a veicoli storici e auto moderne. Il percorso di 130 km con 32 prove cronometrate ha offerto ai partecipanti i paesaggi più pregiati dei Colli Euganei. Anche quest'anno la partenza è stata collocata in Piazza Mercato a Montegrotto e la sosta in Piazza Mercato a Torreglia.